Stadio Mimì Pellicano di Bocale, penultimo turno nel girone di andata di eccellenza calabrese. Il Bocale reduce alla sconfitta esterna per 1-0 contro il Soriano. Ospita la Reggio Ravagnese, anch'essa reduce da una sconfitta casalinga per 1-0 contro il Cittanova. Dirige l'incontro il signor Enrico Pasqua di Vibo Valencia, coadiuvato da Francesco Paolo Graziano e Gianluca Vommaro, entrambi nella sezione di Paola. Qualche novità dal punto di vista tattico per Mister Misiti, che passa un 4-2-3-1 di fronte a Morabido, Falzia, Cordova, Foti e Verduci, con Buda e Tersinio in mediana, Gatto, Becero e Cappelletti, il trittico di mezze punti a Cormaci. Passiamo al fin di questa sfida, che si apre al quinto con la prima occasione di Marca Amaranto, con il cross dalla sinistra di Tersinio per Foti, che manda di un soffio sopra la traversa. Ancora Reggio Ravagnese in avanti con l'azione personale di Becero, in buca bene per Cappelletti, tutto solo da pochi passi, manda clamorosamente fuori al nono. Si fanno vedere anche i locali, giro palla che libera De Clo per il cross intercettato da Morabido, si avventa sulla sfera Urruti, che trova ancora una gran chiusura da parte di Morabido, che salva a porta, e il risultato è una bella partita al Mimì Pellicano. Al 17esimo ancora il cross di De Clo per Guerrisi, che non arriva per centimetri all'appuntamento con la sfera. Poco prima della mezz'ora Gatto per Falzia, il cross dentro per Becero, che va di prima intenzione, masticato il suo destro, facile preda da parte di Mileto. Buona Reggio Ravagnese in questa prima frazione di gioco, lancio lungo di Verduci per Cormaci, addomestica la sfera e poi spara un destro rugbistico. Ancora Reggio Ravagnese con l'azione personale di Cappelletti, che serve Gatto, appoggia in qualche modo a Cormaci, il destro non c'entra il bersaglio grosso. Termina così una prima frazione di gioco equilibrata e squadre guadagnano gli spogliatoi sul parziale ad occhiali. Passiamo allora con le nostre immagini a cura di Mirko Giacopello al fine della ripresa. Dopo due giri di lancette, rimessa laterale di Nemia per Tossi, il cross allontanato da Falzia sui piedi di Guerrisi, che stoppa il pallone, va con il destro, buca Morabido con questo tiro perentorio per il vantaggio del Bocale. Cambia il parziale al Mimì Pellicano al minuto 47, Bocale galvanizzato dalla rete del vantaggio, discesa di Licciardello che serve Sapone, entra in area di rigore, calcia debolmente favorendo la parata di Morabido, inizia girandola di cambi dentro Sotti, lotta per Gatto, anche Rinaldo per Cappelletti, sostituzioni che non sortiranno gli effetti sperati. Retropassaggio di Cordova per Morabido, che si fa scippare la sfera da Allegria, favorendo la semplice conclusione di Nicolau, che mette in sicurezza il risultato. 2-0 Bocale, risultato che rischia di prendere i contorni ancora più rotondi con Licciardello per Allegria, serve Nicolau da pochi passi, prima trova la chiusura di Morabido e poi la spazzata di Cordova nel finale. Scampoli gara per battaglia il logo di Cormaci, ma non c'è più tempo al Mimì Pellicano. Il Bocale si impone sulla Reggio Ravagnese per 2-0. Un saluto allora amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.